Bene, buongiorno a tutti. Io do il benvenuto qui ai nostri ospiti e relatori in questa conferenza stampa di presentazione che ospitiamo qui a Palazzo Ferrofini su un tema importante. Mi preme anzitutto di salutare la rappresentante di ALDA, Antonella Valmorbida, il sindaco di Zugliano, dell'amministrazione locale qui coinvolta. Oggi non è presente l'amministrazione comunale di Tiene, che è altrettanto coinvolta in questo progetto, ma ovviamente ne portiamo il saluto. Saluto anche le altre rappresentanti della Rete per le Democrazie Locali, ALDA, che sono qui oggi e vi ringrazio per la partecipazione e la presenza. Il motivo di questa presentazione oggi è un fatto molto importante. Di fronte alla situazione internazionale che coinvolge il conflitto russo-ucraino e la situazione dell'Ucraina alle porte dell'Unione Europea, il Veneto non sta a guardare, si muove, costruisce, pensa, ragiona, crea. E da questo punto di vista mi premeva come consigliere regionale, come convinto anche sostenitore dell'Unione Europea in questo consesso rappresentativo politico, dare informazione, risalto e sottolineare l'iniziativa che ha coinvolto per la prima volta dei comuni italiani nella stesura e nella costruzione di un'intesa programmata sotto l'egida dell'Unione Europea con alcune comunità locali dell'Ucraina. Sono due comuni veneti, in modo particolare due comuni vicentini, e quindi ad avere questo primato di intesa programmatica in una situazione delicata come quella che coinvolge il paese ucraino, credo che sia motivo per noi di orgoglio e anche di stimolo politico per la Regione Veneto nel cercare di dare un convinto sostegno e anche provare ad aggiungere qualche elemento in più. Non è un fatto banale perché sia con riferimento alla situazione del presente, il Veneto ovviamente non può intervenire nella situazione che coinvolge l'Ucraina in modo concreto o intervenendo nell'ambito militare. Quello che può fare è quello che siamo abituati a fare da più di 600 anni, cioè costruire relazioni, provare a intraprendere dialoghi virtuosi, provare a promuovere degli scambi virtuosi tra comunità diverse, capendo nella differenza quello che può essere il valore da portarci a casa. Credo che nel presente questo sia un segnale molto importante, che aiuta anche le comunità locali dell'Ucraina oggi sotto attacco costante a sentirsi meno sole. È un fatto che poi non ritengo banale anche con un occhio al domani, cioè il prossimo avvenire. Ovviamente sotto gli occhi del mondo c'è la necessità di ripartire dopo il conflitto russo-ucraino che auspichiamo, e anche il Consiglio regionale a febbraio ha espresso con più di 27 voti favorevoli la risoluzione per la pace in Ucraina. Ovviamente ci sarà un tema di ricostruzione, di ripartenza e di necessità di andare verso un domani diverso da quello che è stato negli ultimi anni, negli ultimi mesi. Per farlo anche il Veneto deve fare la sua parte. Da questo punto di vista ovviamente la competizione nella ricostruzione, nel cercare di portare un contributo costruttivo non è tra Veneto e Emilia-Romagna, è tra Stati Uniti, Europa, Italia. Però la comunità locale veneta non sta a guardare e deve cercare di portare il proprio contributo. Da questo punto di vista promuovere delle relazioni virtuose tra le nostre comunità locali, le amministrazioni locali che contraddistinguono il nostro territorio e quelle che oggi sono in difficoltà in quella porzione di territorio vicino a casa nostra, credo che sia un contributo fondamentale per la ripartenza. Ricostruzione non è solo l'opera pubblica, non è solo un interesse di natura monetaria, venale, di edificio, ma è anche un processo di rapporti, di costruzione, di scambio di pratiche virtuose e cercare di dare una mano a funzionari e amministrazioni locali nel ripartire con una certa convinzione e anche un certo know-how che il nostro territorio può portare. È stato proprio questo il caso di Zugliano e di Tiene, che ha aperto un percorso, che è un percorso in movimento, e credo che sia un fatto molto importante per il nostro territorio avere questo tipo di primato e penso che anche noi possiamo portarci a casa da questo punto di vista delle relazioni importanti che vanno coltivate nel tempo. La Regione Veneto guarda quindi con grande soddisfazione, oggi è qui per presentare questo tipo di primato e poi in fase conclusiva anche aggiungeremo qualche elemento perché ovviamente ci dà da stimolo. In questo caso la società civile, il tessuto associativo, le amministrazioni locali sono arrivate anche prima
di alcune istituzioni di carattere più elevato sotto il profilo istituzionale. Noi guardiamo con grande interesse e attenzione quanto è stato fatto e cercherò anch'io come promotore dell'Intergruppo Federalista Europeo e consigliere regionale vicentino, di provare ad aggiungere qualche elemento a quanto è già stato fatto. Credo che questa iniziativa sia il merito anzitutto della rete locale promossa da ALDA, che è un'associazione che vede in Vicenza ovviamente la sua base, la sua casa, la sua nascita. Peraltro è nata nell'anno di nascita mio, quindi ho anche una contiguità anagrafica da questo punto di vista, e da tanti anni lavora in Ucraina, ormai da più di 10 anni. Oggi porta a casa un risultato rilevante per il nostro territorio. Credo che questo sia anche una nota di merito che va riconosciuta in questa sede ad ALDA per il lavoro che ha fatto e per aver concesso ai nostri amministratori locali di intraprendere rapporti virtuosi. Non voglio dilungarmi oltre, inviterei subito qui Antonella Valmorbida a condividere quanto questo progetto, da dove nasce nell'aprile del 2026 di quest'anno e quali saranno i prossimi passi. Prego Antonella. Grazie veramente consigliere Maltauro per questa opportunità di presentare questo progetto importante che si chiama Shoulder to Shoulder, che è appunto in inglese spalla a spalla, che ha visto coinvolto 2 comuni del Vicentino, il comune di Giuliano e di Tiene. E ALDA appunto sta per Associazione Europea per la Democrazia Locale. Siamo stati costituiti dal Consiglio d'Europa nel 1999. Il nostro obiettivo è lavorare con gli enti locali, regionali e società civile per migliorare le politiche locali, aiutare i nostri soci a risolvere i loro problemi. Le risorse sono sempre molto, molto limitate e per questo li aiutiamo anche attraverso l'identificazione di risorse europee e di progetti, tra l'altro come quello di Shoulder to Shoulder, essendo partner strategico della Commissione europea. Il nostro lavoro dal basso è inquadrato in un percorso europeo che è stato anche menzionato prima, la nostra casa è il progetto europeo per il quale noi continuiamo a lavorare come progetto di pace, di democrazia e di sviluppo dal basso. Infatti lavoriamo in Ucraina con i nostri soci e i nostri partner dal 2012. Abbiamo in quel territorio, già dal 2012, abbiamo in questo momento 30 soci, di cui 4 associazioni di enti locali, e siamo un partner strategico della Commissione europea in Ucraina, del Comitato Europeo delle Regioni, ma anche dei ministeri, in particolare del Ministero per lo Sviluppo Territoriale, che inquadra anche il progetto Shoulder to Shoulder. ALDA lavora con 6 agenzie di democrazia locale. L'abbiamo aperto a Dnipro, Mariupol, per il quale poi abbiamo dovuto spostare i colleghi e tutto l'ufficio a Kiev, lavoriamo a Kharkiv, Odessa, Vinica, Ovruch. E stiamo promuovendo ulteriori partenariati su questo territorio. Abbiamo anche lavorato su temi umanitari, abbiamo portato aiuti da parte di tutti i nostri soci sul territorio con una presenza rafforzata dal 2022 dopo l'aggressione nel febbraio di quell'anno. In questo contesto e per la nostra credibilità abbiamo anche un lavoro in ballo, comunque è stato fatto a lungo con il Ministero degli Esteri italiano, ma anche con l'ANCI, la Conferenza delle Regioni, per la preparazione della conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, di cui parlava il consigliere Maltauro prima, cioè questa idea della presenza sulla ricostruzione. Abbiamo lavorato mano nella mano per la conferenza di Roma dell'anno scorso. Come dicevo, in questo contesto il comune di Giuliano e il comune di Tiene, entrambi soci di ALDA, sono stati coinvolti e invitati al mese di aprile dal Ministero dello Sviluppo Territoriale a firmare un accordo multiplo ed è in questo veramente una novità italiana. Il progetto Shoulder to Shoulder e spalla a spalla si sostanzia
in un partenariato a livello ucraino. Dunque le due spalle di riferimento sono i comuni ucraini. C'è un comune dell'est e un comune dell'ovest che si mettono insieme e che lavorano insieme per sviluppare attività di partenariato e di scambio di buone pratiche, oppure un comune vicino al fronte o un comune più lontano. Questo per sviluppare coesione interna all'interno del paese. È un progetto che ci è sempre piaciuto moltissimo perché è di origine ucraina ed è sostenuto interamente dal Ministero dello Sviluppo Territoriale. L'ALDA ha suggerito che questi partenariati e questi gemellaggi inter-Ucraina siano sostanziati da partenariati europei, e in questo senso il sindaco di Giuliano e la rappresentante del comune di Thiene hanno firmato con due gemelli, con due partner ucraini, aiutando loro a sostanziare una presenza europea nel loro partenariato. Questo ha permesso agli amministratori veneti di conoscere direttamente la realtà ucraina, con un viaggio in treno e presenza a Kiev appunto in aprile. Vorrei dire, consigliere, e tutti quelli che ci ascoltano, e che certamente una volta che si vivono questi tipi di esperienze, la guerra in TV o su YouTube assume tutto un altro aspetto. Si viaggia a lungo in treno dal confine della Polonia o di altri paesi vicini perché lo spazio aereo è chiuso dal 2022. Si vedono e si sentono gli attacchi, le sirene suonano costantemente e anche noi siamo rimasti fermi in centro a Kiev a rispettare il minuto di silenzio alle 9 del mattino. Si vedono le tombe dei caduti e si parla con chi vive la guerra tutti i giorni. Si sente la vita, si sente la tensione di quello che stanno vivendo. Abbiamo visto i nostri amministratori che ci parleranno adesso hanno visto i loro corrispettivi. Sono sindaci, consiglieri, presidenti di regioni, caro Jacopo, in carne ed ossa, che devono affrontare l'impensabile ogni giorno e dobbiamo aiutarli, ma dobbiamo anche imparare molto da loro. Sono persone vicine e sicuramente non lontane. Dunque l'ALDA continua questo percorso di unione tra realtà locali, promuovendo progetti di natura umanitaria e di natura più diretta, ma anche di costruzione di ponti di fiducia e di ponti di relazioni che possono essere anche semplici e non hanno bisogno sempre delle grandi risorse, delle grandi città, per dire Torino e Milano, per citarle, no? Che lavorano anche loro su questo piano, ma anche le città piccole come Giuliano e Thiene possono fare un'iniziativa sia di scambi, sia di aiuti, sia anche per esempio essere coinvolti su un progetto Erasmus come noi abbiamo fatto recentemente, facendo venire anche ragazzi sfollati della città di Mariupol per conoscere l'esperienza italiana, li abbiamo accolti nell'Alto Vicentino. Inoltre, come diceva il consigliere Maltauro, questo lavoro dal basso e di conoscenza del funzionamento e di come i nostri comuni, le nostre regioni funzionano, sarà il pilastro della ricostruzione. Lo dico qui in tutti i modi e in tutte le sedi. L'Ucraina ovviamente combatte una guerra tutti i giorni, da 5 anni, una guerra che non hanno voluto loro, e che si sono trovati con dei soldati prima senza mostrine e poi con le mostrine che sappiamo, quelli dell'esercito russo. Loro devono combattere una guerra vera, come noi sappiamo, hanno anche il problema dell'amministrazione e della corruzione, che noi sappiamo essere un problema importante. E dunque, a maggior ragione, questo lavoro con persone serie che noi riusciamo ad identificare e che lavorano dal basso per il loro territorio è così importante. Come dicevo, il sistema, e per questo magari è da riflettere
Veneto, ma anche Italia, del decentramento del nostro sistema di governo locale è particolarmente interessante. ALDA coinvolge anche i comuni italiani e non solo su questo lavoro di conoscenza e di approfondimento del futuro assetto economico e amministrativo dell'Ucraina. Esiste in questo momento un piano, ovviamente, che voi conoscete, dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, e in questo piano c'è il famoso capitolo 22 che prevede il rafforzamento delle regioni e una forte input per il livello locale. Dunque io penso che la Regione Veneto e i nostri sindaci coinvolti. La Regione Veneto, tra l'altro, ha un partenariato con la Regione di Odessa, possono far parte di un progetto sia di natura comunitario, sia di natura più politico e di investimento. Concludo questa opportunità che mi date nel dire che ovviamente l'Ucraina è un paese oggi in difficoltà, e i nostri colleghi, i nostri amministratori, quelli che hanno conosciuto loro, sono traumatizzati. Ci metteranno tantissimo a riprendersi, ma ce la mettono tutta e resistono. Gli ucraini sono i nostri partner, tengono duro, e l'ALDA supporta il loro impegno, ovviamente coinvolgendo anche i partner europei. Certo, noi non possiamo portare armi, sono cose che sono al di là delle nostre competenze, ma sicuramente possiamo portare la nostra esperienza, coinvolgere le nostre comunità per capire quello che sarà, secondo me, un partenariato per il futuro della pace in Europa, e anche per capire anche noi come difenderci, perché la situazione che vivono ovviamente è estrema, è guerreggiata, ma esistono anche in Europa dei pericoli per la democrazia e per la pace, che hanno dei pericoli interni e esterni, ovviamente in gran parte alimentati dallo stesso nemico che in questo momento sta colpendo l'Ucraina. Dunque io con grande piacere ascolterò l'intervento del sindaco di Giugliano, che è stato con me in questo viaggio. Ho voluto viaggiare con loro, io ero da tutta altra parte, ma ho voluto raggiungerli al confine per accompagnarli in questo lungo viaggio in treno che li ha portati a Kiev. Grazie. Ringrazio il segretario generale Antonella Valmorbida per l'illustrazione non solo del progetto Shoulder to Shoulder, ma anche dell'importanza del lavoro che ALDA fa ormai da tanto tempo, e per me è anche un piacere personale oggi avervi qui e poter riconoscere attraverso il Consiglio regionale il vostro sforzo prezioso su una tematica oggi più che mai fondamentale. Grazie Antonella. Grazie a te Jacopo. A vivere l'esperienza in prima fila, e credo anche un'esperienza molto interessante da riportare qui, il sindaco Sandro Maculan del comune di Giugliano, che ringrazio oggi per la presenza e che inviterei qui a riportare qualche nota di questa esperienza particolare in un territorio come il nostro che non vede conflitti da tanto tempo, riportare qui anche una sensazione, quanto si è provato, quello che si è vissuto in quelle ore, in quei giorni, credo che sia importante, interessante e possa fungere anche da monito. Prego Sindaco. Grazie, anch'io ovviamente mi unisco nei ringraziamenti al consigliere Jacopo Maltauro per questa possibilità di far conoscere questo progetto, e torno a ringraziare ALDA che ha permesso a noi amministratori di fare questa esperienza privilegiata, perché ritengo che andare a vedere, a toccare con mano, seppure per pochi giorni, esperienze di questo tipo sia esperienza privilegiata, sia non solo un arricchimento personale, ma anche un'occasione importante per portare le nostre comunità, le nostre piccole comunità, a far sentire la vicinanza a chi in questo momento è in grossissima difficoltà. Penso che questo sia il valore, al di là del progetto che è stato ben illustrato, per cui io non vado ovviamente a ripetere.
Sento che questo è uno dei valori aggiunti, lo dico dal punto di vista dell'esperienza personale e anche di amministratore. Nel momento in cui Dimitro, Andri, che sono i due sindaci, quello di Javerniska e di Kaloš, che sono i due comuni spalla a spalla che abbiamo conosciuto, ti guardano negli occhi e ti danno una mano e ti raccontano e ti dicono: per noi è importante che non ci siamo conosciuti solo, cosa che avevamo fatto in videoconferenza Italia-Ucraina qualche settimana prima, ma ci si trovi lì sul posto. Per loro questo vuol dire appunto vicinanza reale. E penso che questo sia un compito importante delle nostre istituzioni, anche le piccole istituzioni locali, come è stato detto. Non abbiamo nessuna ambizione né di fare gli eroi né di cambiare lo stato delle cose, che ovviamente è nelle mani, dovrebbe essere nelle mani di persone che hanno responsabilità molto più rilevanti che le nostre. Ma ritengo che le realtà, gli enti locali storicamente hanno sempre avuto il compito, oltre che al buon governo del proprio territorio, anche quello del costruire momenti di convivenza civile, pacifica, tra popoli, tra realtà culturali diverse. E la nostra Europa, sappiamo bene appunto l'aspirazione fortissima dell'Ucraina ad entrare in Unione Europea, questa è una delle cose che ho respirato in maniera più forte anche nel momento in cui abbiamo fatto questo viaggio. Appunto la nostra Europa vuol dire Europa delle differenze, ma Europa che mette insieme le realtà locali. Questa è stata l'intuizione di quello che è nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, dal disastro della Seconda Guerra Mondiale nei popoli europei, e questa è un'eredità fondamentale che oggi dobbiamo non solo difendere ma rilanciare con grande forza, perché ha tutta la necessità di essere rilanciata. Per cui questo è il valore aggiunto di questa esperienza, sottolineando anche il fatto che molte volte noi abbiamo una percezione distorta della realtà ucraina vista da qua. Ovviamente perché penso che tutte le realtà hanno un grado di complessità che a volte si tende a o generalizzare o peggio a banalizzare. E per cui semplicemente questi pochi giorni vissuti lì concretamente a Kiev, come è stato giustamente detto, ti danno la misura sì della guerra che c'è, degli allarmi, dei droni che arrivano, ma ti danno anche la misura che è una nazione, un popolo che sta crescendo, giovane, che ha molte cose da insegnarci, che ha una democrazia. In questo momento, come è stato giustamente citato, ci sono migliaia di ucraini che democraticamente manifestano contro la corruzione e che hanno appunto una grande voglia di costruire e di crescere come democrazia. Per cui noi abbiamo la responsabilità di affiancarle su questo. E peraltro ci tengo a dire che sempre con l'importante aiuto di Alda noi stiamo concretizzando, stiamo programmando il fatto di ospitare una delegazione dei due sindaci di Kaloš e Javerniske a Giuliano, e anche i colleghi di Tiene, so che stiamo cercando di lavorare assieme su questo, ad ottobre, dove per alcuni giorni appunto li ospiteremo proprio per far crescere rispettivamente le nostre realtà locali. Si tratta di mettere in piedi appunto qualsiasi progettualità che possa essere loro utile, ma anche a noi utile per imparare reciprocamente e anche ad ascoltarsi. E non ultimo, io penso che questo, lo dico anche da comune come quello di Tiene, che fa parte della rete veneta degli enti locali per la pace, per costruire veramente una pace non che va a giudicare o a semplificare i problemi, ma che parte anche da costruire relazioni dal basso. Per cui grazie ancora per questo momento dove possiamo comunque
appunto dare voce, ecco, anche a queste istanze che vengono da uno Stato e da popoli che, voglio dire, in questo caso qua sono molto vicini a noi. Grazie Sindaco, ringrazio il Sindaco Sandro Maculan del Comune di Zugliano per la testimonianza. La pace è una cosa molto concreta e si snoda e si costruisce attraverso esperienze come quella che il Comune di Zugliano ha avuto il merito e anche, credo, l'onore di poter esprimere. Quindi la ringrazio per essere qua, per la testimonianza che ha portato e spero che sia da monito anche per altre amministrazioni locali. So che ce ne sono alcune in movimento anche al di fuori dei confini della nostra regione. Il motivo di essere qui oggi è di portare un'esperienza concreta come quella che ha vissuto il sindaco di Zugliano, credo che sia anche per dare uno stimolo a altri amministratori locali di intraprendere questo tipo di iniziative che non sono banali ma sono importanti per il momento storico che stiamo vivendo. Per cui grazie e complimenti. Grazie a te. In conclusione io mi permetto solo di rivolgere un ulteriore ringraziamento al segretario generale e al sindaco perché consentono alla Regione Veneto di tararsi e di imparare anche da quanto è stato sviluppato e da quanto avete raccontato in sede di conferenza stampa. E io credo che ci portiamo a casa 3 aspetti. Il primo, come consigliere regionale, come vice capogruppo di Forza Italia, lo ribadisco con forza, la necessità di ricordarci da che parte stare e dove portare il nostro contributo convinto, che è dalla parte dell'Europa e dalla parte delle risoluzioni dei conflitti nell'interesse anche dell'Unione Europea e del nostro territorio. E questo in un momento di disinformazione generale, di difficoltà dei rapporti, di crisi anche della partecipazione politica, di avanzamento di forze politiche che vedono anche nell'estremismo delle posizioni un valore elettorale, credo che sia un fatto non così scontato. Momenti come questo, progettualità come queste, ci aiutano a ricordarci che è fondamentale tenere la barra dritta e portare il nostro contributo in una parte precisa della storia e del posizionamento politico internazionale. Ovvio, la nostra è un'assemblea elettiva che ha prerogative diverse, concrete, territoriali, regionali, però siamo anche un organo di rappresentanza politica e istituzionale. Noi rappresentiamo quasi 5 milioni di veneti e lo facciamo con dei partiti che hanno dei riflessi, delle posizioni anche a livello europeo e internazionale. Quindi per me questa occasione è un modo anche per ribadire da che parte sta il Veneto e da che parte la nostra regione porta il suo contributo. L'altro aspetto è quello di cercare di valorizzare progettualità come queste, facendo anche noi come regione la nostra parte. Io da questo punto di vista in Consiglio regionale credo che sarà importante lavorare su 2 direttrici. La prima, provare a capire come potenziare l'accordo che è stato rinnovato nel 2024 e che è stato siglato nel 2009 con la regione di Odessa, provando a comprendere un piano attuativo serio e provando ad allargare anche le maglie di questo accordo, proprio facendo tesoro dell'esperienza che state portando avanti con queste 4 comunità locali ucraine. E quindi cercare di intensificare i rapporti prendendo spunto e esempio da quanto le amministrazioni locali stanno portando avanti. Dall'altra parte riuscire a capire anche come direzionare gli sforzi che la Regione Veneto fa da diverso tempo, almeno dal 2018, nel cercare di finanziare e sostenere iniziative di cooperazione tra comuni veneti e realtà locali europee e internazionali. Ad oggi sui 17 progetti che sono stati presentati lo scorso anno, nel 2025 solo uno interessava il territorio ucraino. Il resto dei progetti si concentravano sull'area dei Balcani e dell'Africa. È fondamentale riuscire a capire anche come direzionare l'interesse cooperativo del Veneto in questa fase delicata verso quella porzione di territorio. Non solo per un motivo di testimonianza politica, culturale, di necessità nel dare il proprio contributo per aiutare, ma dall'altra parte perché è anche un'opportunità politica, culturale, economica. Quindi sarà fondamentale capire come in Consiglio regionale avanzare una iniziativa precisa e convinta nel cercare di direzionare gli sforzi cooperativi non solo verso gli altri continenti, ma anche in questo caso verso il continente europeo e una zona che oggi necessita della nostra attenzione. Questo per me è un monito come consigliere regionale che cercherò di portare anche in seno al costituendo intergruppo federalista europeo, che nelle prossime settimane vedrà luce in questo Consiglio regionale e verrà rinnovato l'impegno trasversale dei consiglieri regionali tra maggioranza e opposizione di lavorare nell'interesse dell'Europa anche in questa assemblea elettiva regionale. Quindi io vi ringrazio per lo stimolo che ci avete offerto,
esorto ad andare avanti su questa direzione, nella speranza che possano aggregarsi e aggiungersi altri amministratori locali, altre realtà comunali del nostro territorio, e come Veneto posso garantirvi che cercheremo di fare la nostra parte anche in Consiglio regionale. Vi ringrazio e spero che ci sia occasione per nuovamente riuscire a dare importanza e sottolineatura a quello che fate. Grazie.